chi dovesse essere sottoposto a un tampone sarà contattato dalla USL, non devono aprire a chiunque si presenti alla porta. Non aprite a chiunque si presenti alla porta. L'appello del questore di Belluno, Lilia Fredella, che richiama l'attenzione sulla possibilità che i malfattori approfittino di questo momento di debolezza e di fragilità per mettere in atto raggiri legati all'emergenza coronavirus. Ma i reati corrono anche sul web. La polizia postale ha scoperto una truffa informatica arrivata via email da una sedicente esperta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il fatto di utilizzare il computer è naturale. E loro sono stati così attenti che hanno visto che esisteva una formulazione per la quale le persone aprivano un link e da quel link ovviamente si attivavano un virus nei loro computer che gli rubava tutti i dati. Dall'inizio dell'emergenza la Questura di Belluno ha rinforzato il personale dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico per garantire una risposta ai numerosi quesiti posti dai cittadini. Sicuramente è un momento piuttosto difficile per tutti i cittadini perché forse qualcuno non ha gli strumenti per comprendere esattamente quello che gli si chiede, anche se il messaggio di fondo è molto chiaro, cioè rimaniamo a casa, questo è il messaggio di fondo. Poi chi ha bisogno di supporto, di sostegno, di chiarimenti, noi abbiamo cercato di essergli vicini e i nostri centralini sono stati piuttosto bollenti. Massimo l'impegno di tutte le specialità della polizia per verificare il rispetto delle disposizioni emanate dal governo. Dallo scorso 8 marzo sono state controllate 1078 persone, 17 le denunce per violazione dei decreti dell'8 e 9 marzo, 2 le denunce per false attestazioni. I controlli hanno riguardato più di 2700 esercizi commerciali e le violazioni accertate a carico dei titolari sono state complessivamente 6. Nella maggioranza, direi nella quasi totalità delle persone che abbiamo incontrato in movimento erano assolutamente legittimate a fare gli spostamenti che dovevano fare. Poi certo qualcuno forse non ha inteso correttamente, per cui se era possibile essergli di conforto e d'aiuto nel comprendere meglio la strada, come ha detto il capo della polizia, a rigore ma con umanità li abbiamo fatti. In alcuni casi abbiamo dovuto procedere a delle denunce.